Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. E anche l'oroscopo di Radio.0 vi augura un buon giovedì, amici delle stelle, pronti per andare a sentire le ultime novità. E allora iniziamo subito, partiamo dall'Ariete. Da un lato vi piacciono i rapporti chiari, ma l'amore ha mille sfaccettature ed è proprio questo che lo rende intrigante, il non sapere mai cosa aspettarsi. Una questione relativa a un'eredità o alla spartizione di denaro in famiglia, ricordate, va gestita con cautela. Toro, giovedì da semaforo rosso, o meglio da bollino nero, chiamatela come volete, con la coppia Luna-Marte opposta a Urano, liti e imprevisti oggi non mancheranno. Occhio quindi a dove mettete i piedi, con questi astri sopra il capo un capitombolo ci può proprio scappare. Gemelli, focus sul lavoro per voi in questo giovedì, con il trio Sole, Luna, Marte che vi vuole sempre in pista e pronti all'azione. Il traguardo da raggiungere però è ancora lontano. Tante le incombenze da sbrigare, ma siete i primi a distrarvi, perdendovi dietro alle vostre fantasie. Cancro, dall'amicizia all'amore il passo è breve, ma mentre la coppia Luna-Marte in trigono promette delizie e meraviglie, Urano scombina tutti i piani. Sentimenti sotto il tiro dell'imprevisto, quindi tutto nel vostro cuore può cambiare oggi alla velocità della luce. Amici del Leone, per voi è proprio una giornata da archiviare quella di oggi, imprigionati nella doppia morsa di Marte e Urano, una coppia esplosiva che non lascia nulla di immutato. Sole e Luna ci mettono poi il carico, in famiglia vi spiattellate in faccia la verità, non è detto però che sia così piacevole. Vergine, la coppia è serena, per stare bene insieme non c'è bisogno di andare ai tropici o in una stimolante metropoli, vi basta condividere la quotidianità. Nell'amoroso pacchetto includete anche pupi e quattro zampe, i veri consolatori dei cuori solitari. Bilancia, basta tenervi dentro i vostri sentimenti, l'amore non ha mai fatto male a nessuno, perciò prendete il coraggio a due mani e dichiaratevi. Se le parole vi mancano potreste provare con un dono, le stelle oggi movimentano proprio il settore degli acquisti. Scorpione, giornata ai ferri corti con il partner, anzi cortissimi, si parla perfino di separazione, ma tranquillizzatevi, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Tutto è possibile oggi, chi l'amore ce l'ha rischia di perderlo, chi non ce l'ha però potrebbe incontrarlo. Sagittario, Sole, Luna e Marte sono in 12ª casa oggi, connessa alle prove e le inutili attese. In sintesi, poca allegria, poca voglia e anche poche opportunità. La mente è rivolta all'indietro, rimpiangendo il passato. Le cose quando finiscono, ricordatelo, appaiono sempre più belle. Capricorno, se un po' di conflittualità c'è, si consuma tra il giro degli amici che vi vorrebbero sempre con loro e il partner mai sazio della vostra compagnia. A voi quindi l'arte di dividervi tra i vostri affetti senza scontentare nessuno, men che meno voi stessi. Acquario, giovedì da prendere con le pinze, la coppia Luna-Marte alta nel cielo si oppone al vostro astro guida Urano, abbagli quindi e voglie irrealizzabili in giornata. In più si aggiungono tensioni familiari e complicazioni derivanti dal passato che potrebbero mandare a monte un progetto proprio sul più bello. E chiudiamo infine con i pesci. L'estero vi porta proprio fortuna, dagli studi alla ricerca di una nuova occupazione, infatti l'atmosfera attorno a casa si fa angusta e priva di sbocchi. Saggio è chi guarda più in là, cittadino del mondo, il sogno vi porta lontano e crea pian piano la vostra realtà. Ed è tutto quindi anche per questo giovedì dalle nostre stelle, appuntamento con tutte le novità domani, intanto a tutti una buona giornata e non dimentichiamo, buona fortuna! Radio.0, La miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0